raccogliere il materiale, a impaginare e quindi a fare la parte proprio concreta del lavoro. Ancora qualche ringraziamento al mio Presidente Confcommercio, ma soprattutto Presidente Camera di Commercio che sostiene ormai l'iniziativa da parecchi anni. Devo ringraziare anche il nostro amico Beppi Pavan per un motivo in particolare, perché è rientrato anticipatamente ieri da Madrid proprio per essere qua con noi. Oggi presentiamo la mappa del sapore di Udine, quarta edizione, momento importante perché abbiamo raccolto in un piccolo opuscolo ma molto denso, abbiamo raccolto il meglio dell'enogastronomia del Friuli, di Udine e dei dintorni. Siamo arrivati fino a Fagagna, fino a Manzano, siamo arrivati fino a Tarcento e poi c'è tutto il centro storico di Udine con i suoi ristoranti, le sue osterie ovviamente, che da soli attirano più del 50% dei turisti, che pongono proprio l'enogastronomia al primo posto tra gli interessi quando si muovono per fare turismo e per visitare delle città. Su questo bisogna ancora spingere maggiormente, essere ancora più forti nel far capire soprattutto austriaci, tedeschi, anche gli sloveni e poi anche al mercato dell'est che qua si può trovare in una piccola città molto bella, molto culturale, un'enogastronomia che fa la differenza. Tutto è condensato in questo libricino che racconta tante storie, racconta le storie dei nostri ristoratori, dei nostri osti e presenta in 3 lingue, quindi adatto proprio per l'utilizzo turistico, presenta in 3 lingue un territorio da cui partire, cioè vieni a Udine, assaggi, degusti, dopodiché puoi andare a cercare il vino che hai bevuto nell'osteria, magari qua vicino, a pochi minuti sui colli orientali, sui coglioi del Coglio, intorno fino a Romans, eccetera, intorno a questa città che definirei la capitale del vino. Quindi oggi siamo molto orgogliosi perché è una quarta edizione, non è uno spot, è una cosa continuativa e penso che nei prossimi anni potremo ancora migliorare, magari allargare il raggio d'azione.